Come segretario del Lido sono anch'io qui a volantinare a Piazzale Santa Maria Elisabetta per avere un trasporto pubblico migliore e sicuro per i cittadini e per i dipendenti, per i lavoratori di ACTV. È importante per il territorio, è importante per le isole ancora di più, in quanto l'alternativa non esiste. Dobbiamo trovare un modo per migliorare questo trasporto pubblico e chiediamo fortemente all'amministrazione un investimento serio su questo fronte. Il turismo è ripartito a pieno regime, il trasporto pubblico no e il Partito Democratico si mobilita ancora una volta. Oltre al segretario metropolitano Matteo Bellomo, dalla segretaria cittadina Monica Sambo al capogruppo H. Farsetti Giuseppe Saccà, vari esponenti del partito hanno incontrato i pendolari all'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta al Lido, distribuendo volantini in cui si denuncia una situazione cui bisogna porre rimedio. Gli utenti sono tornati a livello del 2019, ma i servizi già all'epoca insufficienti assolutamente no. Code, battelli sovraffollati, questa è la realtà quotidiana e alla quale l'amministrazione deve mettere rimedio al più presto. Il consigliere regionale Jonathan Montanariello è stato sindacalista e ha lavorato con ACTV. Non si può andare avanti in una città capoluogo con code esasperate ai pontili, code esasperate alle fermate dei bus. Il servizio pubblico va sicuramente rinforzato. Non si può pensare che tutti i problemi che stanno accadendo in questi giorni si possano scaricare sui lavoratori, imputandoli in maniera a volte anche impropria di assenze motivate. Difficile pensare ad una città in cui il trasporto locale rivesta un ruolo di servizio pubblico più di Venezia. Se si vive nelle isole non ci sono alternative ai movimenti, a meno che non si compri una barca. Del tutto impensabile. Oggi c'è il turismo, c'è una città che deve vivere, c'è una città che ha bisogno di muoversi.